Bisogna però fare una programmazione, voglio dire, c'era una programmazione che diceva quali specialità erano carenti e ad esempio per quanto riguarda la salute mentale nel 2023 sono stati tolti 10 posti a Padova e 7 posti a Verona e non va verso, voglio dire, una logica di apertura. Sono allarmanti i dati sulla salute mentale in Veneto. In continuo aumento i disagi che richiedono un supporto psichiatrico, mentre diminuisce la spesa pubblica per i reparti di psichiatria e per tutto il comparto che si occupa di salute mentale. Un disagio che cresce soprattutto nei giovani nella fascia d'età tra i 14 e i 24 anni, in cui i casi di esordio nella regione sono aumentati negli ultimi 3 anni del 57%. Dei 1158 pazienti minori di 14 anni ricoverati nel Veneto, solo il 17% dei casi è stato ricoverato ai reparti di neuropsichiatria. Questo non va bene. Noi insistiamo sulla prevenzione in tutti gli ambiti, ma voglio dire, nell'ambito della salute mentale abbiamo un incremento che è stato quantificato il 30%, voglio dire, dell'utenza psichiatrica. La richiesta è che vengano date risposte ai bisogni che i sindacati dei medici pongono di fronte alle difficoltà che quotidianamente si trovano ad affrontare in corsia. Occorre personale, occorrono strutture, benissimo il lavoro, la conferenza che è stata fatta, voglio dire, di approfondimento, ma poi dopo bisogna applicare, investire economicamente nel personale.